Orfani di femminicidio sono le testimonianze, le voci, le lacrime e anche i racconti di questi ragazzi che hanno vissuto l'atrocità di vedere la madre uccisa in modo drammatico, però anche il coraggio di rifarsi una vita, quindi il coraggio di guardare avanti, di superare questo dolore, questo vuoto immenso, di aver perso anche un padre che diceva di amarli e invece ha ucciso la propria vita, il proprio futuro, la propria speranza, la propria anche missione nel credere nell'amore. E sono persone speciali, sono davvero persone speciali. Noi siamo qua a testimoniare dopo 7 anni con ogni documentario le diverse sfaccettature della violenza. Quindi questa è essere un orfano di femminicidio vuol dire essere anche vittime di femminicidio, anche loro stessi, e quanto le istituzioni spesso non fanno, e riusciamo in qualche modo a raccontare le loro voci per far sentire, per far cercare di cambiare questa realtà. Ecco, la Wall of Doors, che è la Onlus contro la violenza sulle donne, che opera da 10 anni, siamo arrivati al 10° anno, che è presente su tutto il territorio nazionale, è un'associazione che vuole fare volontariato e vuole supportare quello che sono i bisogni primari anche di ragazzi, bambini, vittime, e dare voce e soprattutto anche dare coraggio a questa bellezza della rinascita. Questo era il titolo del documentario che abbiamo presentato l'anno scorso, ne abbiamo fatti altri sulle disturbi alimentari con le ragazzine che vengono bullizzate dai ragazzini, sulle matrimoni forzati che purtroppo, anche se sono assolutamente vietati, purtroppo esistono ancora non solo nel nostro paese ma in giro per il mondo. E quindi ecco, insomma, raccontare quello che è la violenza sulle donne è un dovere nostro cercare di cambiare e promuovere il cambiamento.